Allora, io chiedo subito, c'è scritto Spedizione Italia-Estero. Che cosa sono? Sì, allora sono donatori iscritti al Registro Nazionale di Midollo che sono stati chiamati per un prelievo di sangue che andrà spedito per le prove di compatibilità o in Italia o all'estero. E Quindi sono questa è una già, buona notizia. senz'altro, una buona notizia. Abbiamo nelle ultime 2 settimane 5 spedizioni, 2 negli Stati Uniti e il resto in Italia. E vedremo cosa succede. Dall'inizio dell'anno quante donazioni sono state fatte? Allora, quest'anno non è stato un buon anno ovviamente perché siamo stati un po' bloccati dal Covid, però devo dire che ne abbiamo fatte 3 praticamente, con un impegno notevole perché distanze di sicurezza, perché mascherine, perché insomma tutta una serie di condizioni che ci hanno un po' bloccati e fermati insomma su queste donazioni. Però abbiamo raggiunto il risultato, questo penso sia fondamentale poi alla fine. E ci racconta come funziona effettivamente la donazione di midollo, Mm. concretamente? Allora, le modalità di donazione sono fondamentalmente due. La donazione dall'osso, quindi la raccolta dalle ossa del bacino, che sono fatte ad ala di farfalla. Noi raccogliamo in sala operatoria sulle spine iliache posteriori, quindi ci vuole una sala operatoria, ci appoggiamo alle sale operatorie della chirurgia pediatrica e abbiamo un anestesista pediatra. Il più delle volte facciamo un'anestesia generale in modo tale che il donatore sia assolutamente tranquillo. La donazione di per sé dura poco perché è una manovra con una raccolta da buchi, piccoli buchi nell'osso, e però c'è un ricovero di una notte non tanto per la manovra ma per l'anestesia che facciamo. Questo è il primo tipo di donazione, che però è richiesta molto molto meno rispetto alla donazione fatta da sangue periferico. La donazione fatta da sangue periferico, vi posso mostrare delle immagini, giusto per essere molto precisi sulla cosa, bisogna stare attaccati a un separatore che è un separatore cellulare. Questo separatore cellulare permette la raccolta selettiva delle cellule staminali. Eccola qua. Questa è la donazione, quindi è come se fosse una sacchettina di sangue. La raccolta è per centrifugazione perché le cellule staminali hanno un peso specifico e una dimensione diversa rispetto alle cellule normali, ma la raccolta è fatta anche in base al colore, non vogliamo raccogliere globuli rossi ma in modo specifico le staminali. Io posso mostrarvi anche la seconda immagine importante, visto che Tommaso ci ha permesso di pubblicare la sua foto, si è attaccati in questo modo, quindi c'è una farfallina e un tubicino che porta il sangue all'interno di questa apparecchiatura, questo sangue viene centrifugato e raccolte in modo specifico le cellule staminali, quello che rimane nella centrifugazione senza le staminali passa all'altro braccio del donatore, quindi sono entrambe le braccia occupate, un braccio di uscita e un braccio di entrata. Ecco, questo è il secondo tipo di donazione ed è quella che viene richiesta di più, insomma. Dipende dalla quantità di midollo che serve. Allora, dipende da più fattori. Uno, la scelta del tipo di donazione dipende dal tipo di malattia. Quindi ci sono alcune condizioni patologiche che richiedono una donazione dall'osso, devo dire molto scarse perché comunque una è in alternativa all'altra. E questo tipo invece di raccolta funziona benissimo per leucemie, linfomi, mielomi, quindi tutte le malattie del midollo. Ci sono molte carte da compilare, c'è molta burocrazia perché è importante tanto quanto la donazione. È importante che il donatore dia un consenso informato. Se il donatore è informato e sa esattamente come procedono le cose, ha tutta la libertà di scegliere se fare o non fare la donazione. Questa è una cosa fondamentale, cioè il consenso informato deve essere firmato dal donatore. Infirmato e naturalmente deve essere discusso con i medici che si occupano di questo tipo di donazione. Capita che qualcuno all'ultimo decida di non farlo. Ma è molto raro che qualcuno si ritiri, però ci sono anche delle condizioni che sono estranee al consenso, che purtroppo possono condizionare il donatore. Per esempio, che ne so, situazioni in cui il donatore fa un incidente, magari banale, ma non può poi procedere con la donazione. La bella cosa è quando una donatrice rimane in gravidanza, che quindi non può donare. Cioè, ci sono molte altre condizioni, oltre
al di là del consenso informato, voglio dire che possono bloccare la donazione. I giovani chiedono spesso due cose: se si può donare anche con i tatuaggi, se si può donare dopo aver bevuto e se si è fatto qualche canna, chiamiamola così. Allora diciamo che tatuaggi, piercing, segue la legge trasfusionale, bisogna aspettare i 4 mesi canonici previsti dalla legge trasfusionale. Tatuaggi, piercing e cambio partner, queste sono cose importanti. In linea generale, per quanto riguarda l'uso di sostanze, io direi che bisogna che ne parliamo in modo molto chiaro, perché la legge parla di stili di vita, non parla tanto di una sostanza o dell'altra, ma nel momento in cui si arriva a fare uso di queste sostanze c'è uno stile di vita che forse va valutato in un modo diciamo non giudicante, ma proprio per rispetto sia del donatore ma anche del paziente. Quindi Quali so che sono gli vanno altri discussi. limiti? Limiti di peso, limiti di salute? Allora, i limiti di peso sono i 50 kg classici, quelli previsti dalla legge trasfusionale. L'età, ecco, la prima iscrizione, cioè l'iscrizione al registro nazionale si fa dai 18 ai 35 anni. Poi però, una volta iscritti, si rimane nel registro fino ai 55 anni. Quindi si può donare fino ai 55 anni. Come donazione si può, essendo iscritti entro il 35esimo anno, si può donare fino ai 55 anni. E si può donare una sola volta. Si può donare una sola volta, sì. Se si è iscritti al registro nazionale, si dona per un solo paziente. Le volte potrebbero essere addirittura 2, nel senso che ci potrebbe essere una doppia donazione, per esempio di questo tipo di donazione, quando la prima non ha raggiunto un limite adeguato di cellule staminali, però sempre per uno stesso paziente. Quindi quando si dice si può donare una volta sola, si può donare una volta sola per lo stesso paziente. Questo però non vuol dire che dovesse capitare qualcosa in famiglia, il donatore non possa tranquillamente donare anche per un familiare. Perché poi appunto alla famiglia si ricorre solo in casi diciamo estremi, solitamente si preferisce un donatore esterno. Allora, se nella famiglia c'è un fratello compatibile, la scelta è quasi obbligatoria, un fratello compatibile, però la percentuale è abbastanza bassa, avremo 25%, il che vuol dire che famiglie che hanno un figlio o 2, insomma la probabilità è decisamente scarsa. E quindi è molto importante che ci sia un registro con un numero elevato di donatori per avere la possibilità di poter scegliere e arrivare alla compatibilità con un donatore volontario. Ci sono stati dei casi di cronaca di singoli appelli di singole persone, però ADMO in generale, comunque il sistema sanitario predilige non la singola persona, ma il problema da risolvere. Sì, a volte rispondono degli appelli per bambini o per parenti e questo muove veramente un numero abbastanza importante di donatori. Quando arrivano qui per l'iscrizione, cerchiamo di far capire in modo preciso che non vanno a donare per il bambino o per il, diciamo, parente lontano. Vengono iscritti al registro e poi sono a disposizione del registro nazionale per tutti i pazienti che sono in lista di trapianto. Parlo di tutti i pazienti mondiali, quindi nei registri di trapianto mondiale. I padovani sono abbastanza sensibili, sono abbastanza donatori? Allora, i padovani sì, diciamo che da un paio di anni a questa parte i giovani rispondono molto bene e questo ci rende molto orgogliosi, perché vuol dire che abbiamo fatto una propaganda e un'informazione adeguata in modo tale che questi ragazzi possano essere liberi di scegliere e quando vengono qua hanno già le idee chiare.